Oggi si parla di sport, siamo qui nell'autodromo di Mores, siamo naturalmente in compagnia di Uccio Magliona. Buongiorno Uccio. Buongiorno a tutti. Allora, personaggio sportivo dell'anno. Certo, ha indetto questa storia alla Nuova Sardegna e tutti i lettori della Nuova Sardegna hanno votato e ho vinto questo titolo, che mi fa piacere perché poi ho vinto con un distacco enorme dal secondo. E questo significa che la gente mi vuole bene, che negli anni ho fatto delle belle cose e la gente si ricorda di me. Uccio fa sport, si occupa di sport veramente da tantissimi anni, perché io mi ricordo quando ero ragazzino, c'era Scala Piccada, erano i miei primi esordi poi nelle radio. Mi ricordo per 2 anni ho condotto poi una trasmissione radio dove si parlava di Scala Piccada, e quando arrivava lui, Uccio, la gente impazziva. C'è Uccio Magliona, tutti che erano in attesa di questo grande uomo delle auto, un grande successo, devo dire, nell'arco della sua vita. Ma questo mi fa solo piacere, il successo è una cosa che praticamente è venuta da sola, perché quando uno crede in queste cose si deve proprio buttare anima e cuore, tutto e stare sempre lì a fare le cose migliori, cercare di fare il meglio e poi essere anche molto umili, perché questo aiuta che la gente ti vuole sempre più bene, ecco. E poi quando poi vinci anche come ho vinto io va ancora meglio. Beh, certo. Allora, parliamo di questo autodromo. Intanto ci sono dei record, credo, per quanto riguarda questo autodromo, che noi ogni tanto seguiamo con le sue corse. Intanto ci sarà l'apertura della nuova pista, perché diventerà una pista di 3.000 metri. Sì, al momento sto lavorando a allungare il circuito a 3.000 metri, praticamente da 1.650 lo passiamo a 3.000 metri, che faremo senz'altro il salto di qualità. Questo ci permetterà di ospitare dei test molto impegnativi, con le persone che vengono da fuori, verranno delle scuderie, delle squadre importanti. Già quest'anno arriveranno dei team molto importanti con le moto, vedi Ducati, vedi Honda e tanti altri. Si parla della nuova pista, ma vogliamo parlare di questo autodromo, Uccio? Un autodromo che è stato costruito praticamente esclusivamente da voi, da te, dalla vostra famiglia, grandi fatiche, e so che purtroppo la regione non vi ha dato una grande mano, questo ce ne dispiace tantissimo. Non vorrei fare polemiche, ma credo che sia il caso di parlarne. Ma proprio, ecco, parlare di regione, io per 4-5 volte ho cercato di invitare il presidente Soru, ma lo vorrei qua solamente a farle vedere cosa sta facendo un essere umano, cioè solo vedere, non è che gli chiedo soldi. Sarei contento che lui venisse qua e dica: ecco, questo qua ha fatto una bella cosa, perché sto lavorando, perché poi loro che vogliono pubblicizzare la Sardegna, io lo sto pubblicizzando, perché qua quando arrivano delle persone con le moto dal continente, da tutta quanta l'Italia a girare, anche in inverno, anche alla Befana sono venuti a girare. Questo è turismo, a mio avviso. Io tra l'altro devo dire una cosa, questo a proposito dell'autodromo di Mores, lui parla di persone che vengono qui a girare, ma parliamo di grandi campioni. Io mi ricordo, abbiamo fatto qui una grande manifestazione con una grande gara di moto dove c'erano dei campioni, persone tra l'altro conduttori di grandi televisioni nazionali, non faccio naturalmente nomi, ma qui sono stati veramente dei grandi nomi, per cui sicuramente l'appuntamento è per la regione, per coloro che ci governano, di venire qui, come dice lui, come dice Uccio, proprio per conoscere meglio questo autodromo, che ne vale la pena. Ma personaggio sportivo dell'anno cosa significa? Significa che finalmente qualcuno si accorge che Uccio Magliona è un grande sportivo. Beh, senz'altro, perché qui quando ho iniziato a intraprendere la costruzione di questo autodromo, anche la mia famiglia, anche i miei figli mi hanno detto: papà, tu sei pazzo. E io ho dimostrato che non sono un pazzo, che le cose l'uomo lo deve solo volere. Poi io adesso a questo momento mi auguro che Dio mi lasci la salute e poi tutte quante le cose arriveranno. Prima o poi. Senz'altro, ci vuole sempre forza di volontà, perché nessuno ti regala niente. La mia vita è stata così, sempre di corsa, sempre ho voluto tutto. Io quando sono influenzato a casa non ci sto, mi alzo a mezz'ora più tardi, forse la mattina, ma poi vado a lavorare.
Allora, io voglio dire, abbiamo parlato poc'anzi di record, il record di questo autodromo, il record di Uccio Magliona, oltre ai record quelli fatti in auto, quelli per le piste di tutta Italia. Il record è sicuramente aver costruito da solo questo autodromo, averlo proprio costruito da zero, da quando ha iniziato, ed essere anche l'unico proprietario di autodromo, perché di solito o c'è qualche società o... No, sono l'unico proprietario privato al mondo, cioè io e la mia famiglia proprietaria di autodromo, perché gli autodromi sono tutti proprietà di enti dello Stato che pagano il disavanzo, che pagano il passivo. Qui passivo non ne facciamo, andiamo sempre a pareggio, non guadagniamo ma non ci rimettiamo. Bentrovato in giornata dedicata al motoraduno, dedicata ad Angelino. Noi siamo in compagnia di Giuseppe, il figlio, che ha organizzato questa seconda annata dedicata ai motociclisti. Sì, questo è il secondo anno, il secondo motoraduno che faccio in ricordo di mio padre, di Angelino Pinna. Devo dire, sono molto soddisfatto e molto contento della grande partecipazione di tutti gli amici dei motociclisti. Abbiamo contato un po' così, abbiamo visto che siamo oltre 500, quindi siamo felici del risultato e del fatto che il ricordo di Angelino sia sempre vivo tra tutti loro, insomma. La giornata certamente non vi ha aiutato, perché ho visto un buon pranzo, sinceramente. Infatti vedete anche le immagini di tanta gente che comunque sta insieme, socializza anche mangiando, certo. Ma devo dire, la giornata, dicevo, non vi ha aiutato per via del vento e del grande caldo. Sì, la giornata non ci ha aiutato, ma i motociclisti sono abituati a pioggia, a vento, sole, quindi sono rimasti tutti contenti, poi se ne fregano un po' di queste cose. Loro, pur di stare in compagnia, in amicizia, sono ben felici, insomma, di stare qua a ricordare il loro amico e a stare tutti insieme, insomma. Ma quante persone ci saranno state oggi a questo motoraduno? Beh, noi i dati certi sono quelli delle casse, diciamo così. Noi avevamo oltre 400 iscritti, poi ne abbiamo oltre circa 60 più o meno che entrano così perché sono dei collaboratori, poi abbiamo altre 30 persone della cooperativa, quindi penso che sia stato un numero intorno alle 500 persone. Quindi per noi è un gran bel risultato, insomma. Siamo a questo motoraduno, tantissimi amici con le loro moto, ma anche tantissimi amici sportivi. In mia compagnia Salvatore Podiche. Ciao Salvatore. Ciao, come stai? Tutto abbastanza bene, insomma, una grande giornata quella di oggi, molto calda, ma Arcieri, Torres, Sassari non potevano mancare in occasione di questa giornata dedicata poi ad Angelino. Certamente, oltre che come Arcieri, noi rappresentiamo oggi gli Arcieri Torres, come l'abbiamo già presentati l'anno scorso. Però non è solo un problema di Arcieri, è un problema di amico. Io Angelino lo conoscevo da una vita, da ragazzino, perché era anche, fa parte di un circolo bocciofero. Io sono stato circolo, faccio parte di circolo tanti anni, però in questo caso in particolare ci abbiamo ottenuto e ci teniamo a partecipare come Arcieri Torres già dall'anno scorso. Questo è il secondo raduno e lo faremo, credo, sempre fino a quando lo potremo. E questa è sicuramente una cosa positiva. Ma parliamo di questo grande sport. Io ho avuto la fortuna di seguirvi qualche anno fa in occasione degli europei. Sì, certo, nel 2004 noi abbiamo organizzato gli europei a Sassari ed è stata la partecipazione più partecipata, scusate il pisticcio di parole, però c'è stata una grossa affluenza d'Europa appunto per quei campionati. È stato
un grande successo grazie agli Arcieri Torres, grazie al nostro presidente Bruno De Rudas, grazie a Paolo che è il nostro vicepresidente nazionale nonché mio fratello, e grazie a tutti noi che partecipiamo, diamo una mano e alle manifestazioni ci teniamo.